Una serie di proposte di modifica alla legge sul riordino delle province saranno presentate dal gruppo PD in Consiglio regionale del Veneto. Le proposte puntano a inserire nel provvedimento regionale di attuazione della legge del Rio una serie di interventi a favore di una maggiore autonomia dei nuovi enti rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale. L'attuale governo veneto, sostengono i democratici, non coglie l'occasione di realizzare un efficace riordino, ma ripropone in modo pedissequo le stesse funzioni precedentemente esistenti nelle province. Un'occasione sprecata per Luca Zaia, ancora una volta lui fa ricorsi alla Corte Costituzionale contro i provvedimenti del governo, ma poi copia i provvedimenti del governo senza, con coraggio, modificarli, senza emendarli. Noi invece riteniamo come Partito Democratico che anche sul tema delle province ci possiamo dare una configurazione diversa e possiamo definire alcuni ruoli, dando soprattutto ai territori maggiori specificità e maggiori forze. Tra le proposte del PD anche l'ampliamento delle funzioni della città metropolitana di Venezia. La Regione ha sempre ostacolato il processo di costituzione del nuovo ente, denuncia il consigliere metropolitano Nicola Pellicani. Ci auguriamo un cambio di atteggiamento che sappia cogliere le grandi opportunità offerte da questa fase di cambiamento. Bisogna che la Regione deleghi funzioni, penso alla mobilità, alla possibilità di riunificare le aziende di trasporto, di arrivare a una bigliettazione unica, penso all'urbanistica, a un regolamento edilizio unico per tutti i comuni, penso alla politica del turismo e di sviluppo della città metropolitana. Ecco, cominciamo con queste funzioni forti. La Regione non deve viverlo come un ente in competizione, ma deve viverlo come un'opportunità per tutta la Regione.